Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno tropicani e benvenuti a questo nuovo gameplay di Tropico 4. Andiamo a continuare la nostra campagna. Siamo riusciti ad arrivare alla parte 2. Dobbiamo completare ancora qualche altro obiettivo e quindi mandare avanti la nostra campagna. Sfortunatamente siamo capitati nella stessa isola della modalità libera, ovvero Santa Clara, che quindi già conoscete se avete visto la saga precedente. Eccoci qui quindi all'interno della nostra mappa. Potete vedere che dobbiamo assumere altri 4 ministri, come ci dice la nostra guida. Infatti potete vedere che temono una carestia a Santa Clara, e per ultimo ci ha informato che la popolazione di Santa Clara è in costante aumento. Dobbiamo creare altre fonti di alimenti. I cittadini non possono ricevere del cibo dagli edifici troppo lontani dalle loro case, quindi i mercati distribuiscono gli alimenti prodotti da fattorie e moli attorno quindi a tutte queste case. Aumentiamo la qualità del cibo nella tua isola fino a raggiungere almeno il 60%. Ricompensa $25.000 alza nel conto svizzero. Accettiamo. Perfetto, abbiamo ancora altre richieste. Per esempio, Generalissimo Santana, dammi soldi, denaro. Ecco cosa voglio. Ragione amico. Accumula $25.000 nelle casse dello Stato delle esportazioni. Le segherie e le miniere all'inizio procurano buoni profitti, questo lo sappiamo già. Puoi impostare anche le tue fattorie su tabacco, zucchero e caffè. Ok, altri soldi nel conto svizzero. Vediamo, gara di pesca e vai. Parlo di una gara di pesca. Scommetto che non riesci a esportare 500 pesci. Cosa ne pensi? Ricompensa altri $25.000. Perfetto. E vediamo la penultima missione. Finanze. Ok, esporta 500 unità di tabacco. Ti suggerisco di costruire una o due fattorie per impostare quindi sulla modalità del lavoro del tabacco. $10.000 ricompensa. E l'ultimo, dottori cercasi, ricompensa $25.000 sul conto svizzero. Abbiamo troppi incarichi attivi. Perfetto. Allora abbiamo tutte queste missioni, ci dobbiamo dare un po' da fare, quindi iniziamo piano piano. Qualità degli alimenti. Cos'è successo? Ancora questi ambientalisti arrabbiati. Pace e amore, caro presidente. Tutti gli ambientalisti ti rispetteranno se vivi in armonia con la natura e ti ribelli alle attività minerarie, ma noi dobbiamo completare i nostri obiettivi e dobbiamo andare avanti con la nostra economia. Quindi la qualità degli alimenti può aumentare, potete vedere, la possiamo aumentare producendo quindi più cibo per i nostri cittadini e ovviamente costruendo anche dei mercati che distribuiscano il nostro cibo quindi all'interno delle case. Intanto vediamo se riusciamo a creare qualcosa che generi entrambi vantaggi per gli obiettivi. E intanto aspettate, diminuiamo questa musica perché è troppo assordante. Vediamo un po'. Aspettate, è arrivata proprio adesso una nota. Vediamo un po'. Torniamo un attimo indietro. Ok. Grazie per la dritta. Ok, diminuiamo quindi questa musica. Ok, perfetto. Allora dobbiamo creare qualcosa che ci crea vantaggi sia in un obiettivo che in un altro. Quindi siccome abbiamo bisogno di concludere la gara di pesca, abbiamo bisogno anche di cibo. Il pesce può essere usato sia come cibo sia come prodotto di esportazione. E possiamo piazzare due moli che praticamente permettono quindi l'esportazione del nostro pesce e anche, anche sono utili per rifornire la nostra popolazione. Cos'è successo? Ancora la missione dei dottori. Vabbè, intanto una cosa alla volta. Vediamo se riusciamo a costruire anche il nostro mercato. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Allora deve essere nei servizi. No. Vediamo un po' se si trova nell'industria. No. Nel governo non credo, sarà in qualcosa di basilare. Infrastrutture neanche. Vediamo un po' dove può essere. Nell'intrattenimento. No, non credo. Deve essere qui, forse non sono riuscito a trovarlo. Vediamo le abitazioni. No, dov'è questo mercato? È sparito. Vediamo, infrastrutture già abbiamo guardato, turismo, no, non credo. Non riusciamo a trovare il mercato. Vediamo. Vabbè, deve essere da queste parti. Vediamo un po'. Eccolo qui, mercato nell'alimentazione e risorse. Non l'avevo visto. Ok, costruiamo quindi anche il nostro mercato e ci rimangono ancora abbastanza soldi per costruire un'unica fattoria che si basa particolarmente sul tabacco. Così mandiamo avanti anche l'altra missione, quella che importa il tabacco. Allora aumentiamo anche la priorità di costruzione, così i nostri lavoratori si daranno da fare. Potete vedere che ci mancano ancora dei ministri e i ministri
non possiamo assumerli internamente ma esternamente, quindi tramite un acconto in denaro, e li faremo arrivare all'interno della nostra isola. Quindi per adesso lasciamo perdere i ministri perché costano molti soldi. Intanto dobbiamo concentrarsi sulla qualità degli alimenti, che sta per essere ultimata. Ci mancherà solo qualche altra fattoria che aumenterà quindi il livello di umore dei cittadini, e quindi ci aumenterà la qualità degli alimenti. A breve verranno costruiti anche questi due moli. Possiamo vedere che possiamo effettuare lo smaltimento pulito dei rifiuti, ovvero l'interiore dei pesci vengono eliminate, minimizzando l'inquinamento, praticamente invece di nuovo in mare dimezza la manutenzione ma aumenta l'inquinamento. Ma io direi di lasciare così com'è, ovvero lo smaltimento pulito dei rifiuti, per lasciare anche un ambiente degno di sé, visto che gli ambientalisti ce l'hanno sempre con noi, sono sempre addosso. Potete vedere anche il nostro mercato che già sta iniziando a lavorare, praticamente distribuiscono tutta la merce che proviene dalle fattorie. Ovviamente ecco cosa è successo: il nostro bilancio del tesoro è negativo, la Banca Mondiale coprirà, certo, la nostra Banca Mondiale coprirà sempre i nostri debiti, e inizialmente ne avremo molto bisogno perché non riusciamo a consolidare un'economia abbastanza solida senza l'aiuto di questi prestiti provenienti dall'estero. Allora, come potete vedere, il nostro molo è stato ultimato, così inizieremo a pescare all'interno di queste acque. Le zone verdi permettono una pesca più proficua di pesci, invece le zone rosse non permettono una zona molto attiva dove i pesci vagano raramente. Allora, potete vedere che sono arrivati i soldi provenienti dalle esportazioni. Vediamo se possiamo costruire qualche altra fattoria. Costruiamo qualcosa come ci hanno consigliato, lo zucchero, può essere anche esportato, e vediamo se possiamo costruire anche un'altra fattoria di grano, in modo che permetta quindi l'avanzamento della nostra missione della qualità degli alimenti. Siamo riusciti a ottenere 9.666 dollari nelle esportazioni, e abbiamo qui sempre Sunny Flowers che ci dice che l'inquinamento è alto, dobbiamo ridurre il nostro inquinamento, ma noi per adesso, come al solito, ce ne infischiamo, ce ne occuperemo verso la fine perché abbiamo bisogno di completare i nostri obiettivi. Quindi costruiamo anche un'altra fattoria di banane che crescono a quote abbastanza elevate, e accompagnate ovviamente da un'altra fattoria di tabacco, per continuare quindi la nostra missione sul tabacco. Creiamo una strada proveniente dalle infrastrutture all'interno quindi di questa sorta di collina, ok, in modo che i lavoratori possano arrivare, e costruiamo un edificio più evoluto nelle infrastrutture, l'ufficio costruzioni, che quindi non ci farà aspettare molto quando i lavori dovranno essere completati. Per adesso non uso la costruzione rapida perché potete vedere che abbiamo pochi soldi, la felicità è al 41% su 81 persone, quindi ancora non abbiamo raggiunto buoni risultati, dobbiamo darci un po' da fare. Intanto l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si danno sempre da fare per mandare avanti la nostra economia. Vediamo un po' se possiamo assumere un ministro. Vediamo un ministro dell'economia, 4.500 dollari, perfetto. E con gli 822 che ci rimangono vediamo di costruire un'altra fattoria, questa volta una fattoria di caffè, sempre a quote elevate. Il caffè viene praticamente coltivato, non può crescere al livello del mare, deve essere almeno alto, come potete vedere qui al di sopra di una collina, lo dobbiamo posizionare. Allora, vediamo un po', questa è sempre la nostra isola, vediamo un po' se ci sono risorse naturali appartenenti quindi al sale. Sì, c'è una miniera di sale qui, e anche qui potete vedere che possono essere sfruttate per guadagnare altri introiti. Vediamo un po' se possiamo trovare qualcos'altro. Consiglio, cosa è successo? Suggerimento: attua la politica porta aperte nell'ufficio immigrazione. Perfetto, potete vedere che ci consigliano di costruire un ufficio immigrazione che praticamente permetta a coloro che abitano al di fuori del nostro paese di entrare all'interno della nostra isola, ma questo causerà qualcosa, come posso dire, qualche discussione all'interno del partito dei nazionalisti. Intanto vediamo se lo possiamo posizionare. Ufficio immigrazione, lo posizioniamo praticamente vicino al nostro porto e aumentiamo la priorità di costruzione. Intanto la qualità degli alimenti sta aumentando sempre più, vediamo un po' se possiamo pagare 2.000 dollari per edificare direttamente questo ufficio costruzioni. L'ho fatto perché dobbiamo costruire queste costruzioni il più rapidamente possibile. Intanto potete vedere che la nostra miniera di ferro è una delle fonti principali delle
nostre esportazioni. Potete vedere che ci sono diverse esportazioni, per esempio 7.157 dollari di esportazioni, paghiamo circa 275 dollari di stipendi, accompagnati da una manutenzione molto bassa, e in totale 6.742 dollari di guadagno netto. Una produzione di 362 e trattano 62 beni, restanti 14.577 credo tonnellate di come possiamo dire, di ferro grezzo raccolta al di sotto di questo spazio dove la miniera praticamente sta lavorando. Ricordo che è anche molto utile posizionare delle abitazioni vicino al luogo di lavoro dei cittadini. Potete vedere che i minatori e anche i contadini si costruiscono delle baracche vicino al loro luogo di lavoro, che è più economico delle nostre case popolari, nelle quali noi richiediamo un affitto di almeno $1. Invece loro nelle baracche hanno una qualità delle abitazioni molto scarsa, ma non è richiesto il pagamento dell'affitto. Ma ovviamente questo deteriora la nostra isola. Abbiamo completato un obiettivo, il nostro conto svizzero sta diventando sempre più colmo di soldi, 25.000 dollari. È arrivata a palazzo una petizione affinché venga immediatamente costruito un museo dedicato alla tua gioventù. L'ho firmata più di 300 volte. Ok. E sono arrivati anche gli aiuti finanziari, quindi noi non deludiamo il nostro penultimo. Vediamo se riusciamo adesso a trovare il museo dell'infanzia. Ok, l'abbiamo trovato immediatamente. Costruiamolo, così smetterà di firmare carte inutili e non perderà tempo con queste sciocchezze. Consiglio: le nostre relazioni con le superpotenze ne hanno risentito perché siamo riusciti a pagare i debiti con le nazioni più importanti. Ok, ci mancano ancora dei beni per le esportazioni. Vediamo se possiamo costruire qualcosa di più importante. Il pozzo petrolifero, vediamo un po'. Qui c'è una zona per il pozzo petrolifero, possiamo piazzarlo immediatamente qui. Perfetto. Vediamo se possiamo costruire una bella strada che ci congiunga il pozzo petrolifero alla nostra cittadina. Nelle infrastrutture selezioniamo la nostra strada e costruiamo praticamente una bella via attraverso queste foreste che porta al nostro pozzo petrolifero, che verrà successivamente costruito, e tutto ciò che verrà lavorato verrà esportato praticamente e verrà venduto a peso d'oro. Infatti potete vedere che nel commercio, vediamo un po' se possiamo trovarla, quella lista, commercio, vediamo un po', panoramica, altro. No, adesso non c'è la lista dei materiali. Ah, ecco, sono riuscito a trovarla, riassunto commerciale, infatti. Ok, vediamo un po'. Cos'è che si lavora meglio? Il petrolio, vediamo se riusciamo a trovarlo. Il petrolio viene lavorato molto bene, vediamo se riusciamo. Non sono riuscito a trovarlo. Comunque vediamo se possiamo girare pagina. Ok, i prodotti petroliferi vengono importati, li esporta solo il Medio Oriente, e praticamente li vendono a un prezzo davvero molto alto. Possiamo anche produrre del sale. Andando in questa schermata potete avere una bella tabella dove potete vedere su cosa specializzarvi. Potete vedere che lo zucchero lo importa la Cina, ma anche il tabacco, l'uranio, il sale, il pesce. Potete vedere, torniamo indietro, vediamo se c'è qualcosa. Il caffè lo importa il Medio Oriente, il legname ovvero l'Unione Sovietica, e altri materiali. Quindi dovete specializzarvi su questo che andate praticamente a lavorare. Allora, il petrolio viene un po' lavorato e venduto a peso d'oro, quindi è una risorsa molto importante da iniziare praticamente a costruire subito. Ma anche il sale, potete vedere che la Cina lo importa praticamente molto bene. Vediamo cosa è successo. Tassa di libertà, il pagamento è volontario. L'ambasciatore Crane viene nel nostro paese e ci dice: abbiamo imposto una tassa di libertà a tutti i paesi del tuo calibro. Ok, dai agli Stati Uniti 2000 e ricompensa 15 punti con praticamente gli Stati Uniti. Vediamo un po'. Io direi di pagarli, abbiamo le relazioni migliori. Tanto adesso, appena arriva la nostra nave, riusciremo a guadagnare i nostri soldi. Intanto con gli Stati Uniti, guadagnando quindi la loro stima, possiamo sempre effettuare delle azioni commerciali come gli aiuti per lo sviluppo, la missione commerciale, o possiamo anche allearci con loro e quindi riuscire a scappare dall'Unione Sovietica nel caso ci volesse attaccare. Richiesta di una nuova stazione di guardia. Arriva il nostro generale Rodriguez e ci dice di costruire una nuova stazione, ricompensa 15 rispetto per i militaristi. Ok, i militaristi sono sempre da tenere sotto mano perché sono utilissimi quando i ribelli ci accerchiano nel nostro palazzo e saranno gli unici a difenderci. Quindi appena guadagneremo i nuovi soldini provenienti dalle nuove esportazioni, inizieremo quindi a costruire subito la nostra stazione di guardia, che non siamo riusciti a costruire nella modalità libera.
libera, quindi la costruiremo e praticamente garantiremo una sicurezza maggiore ai nostri militaristi. Allora, la nostra stazione di guardia potete vedere che può essere costruita solo se ci sono abbastanza generali che si raccolgono all'interno dell'armeria, che noi possiamo piazzare praticamente immediatamente accanto alla clinica, e verrà immediatamente ultimata dai nostri lavoratori. Intanto vediamo se possiamo assumere un altro esperto straniero. Abbiamo la possibilità di indebitarci perché otterremo abbastanza soldi dalla prossima esportazione, come potete vedere 13.256 dollari. E intanto anche questa parte del video è finita, ma continuerò ovviamente nelle parti successive. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.